Ore 15, Piazza Ferretto, Mestre, 3.000 i no Green Pass arrivati da tutto il Veneto. Per dire di no alle cose ingiuste. Il dissenso contro la normativa di governo che paragonano alle leggi fasciste per rivendicare il diritto di lavoro e annunciare la presenza del medico trevigiano a favore delle cure domiciliari alternative. Il dottor Zunski che è venuto a darci manforte. I manifestanti accusano di censura chi non dà loro voce, ma dal palco l'ordine scandito a chiare lettere: non parlare con la stampa. Diciamo ai nostri giornalisti che volevano le nostre interviste, no? Che rilasciassimo: guardateci, questa è la nostra dichiarazione, sosteniamo Trieste! A questo proposito non cedete alla tentazione di rilasciare interviste se non avete assolutamente la certezza di poter avere una persona davanti che non userà le vostre parole. Imprenditori, studenti, nonne con nipotini al seguito, gente in bici e pure in carrozzina, praticamente tutti rigorosamente senza mascherina, hanno poi manifestato il loro dissenso nel lungo corteo tra le vie del centro città, dagli stessi paralizzata per buona parte del pomeriggio. Fate un buon lavoro, cercate di proteggere tutti. Sì, allora a nome del coordinamento Gruppi Veneto viene qui Daniela, non rilasciamo interviste! In mezzo ai cori, le urla, gli slogan, lo sventolio del gonfalone di San Marco, la bandiera della Grecia e pure qualche tricolore tra curiosi e gente seduta ai tavolini dei bar e questa signora a volerci invece rilasciare un'intervista. Sono contraria a questa manifestazione perché sono favorevole al Green Pass, alla vaccinazione e al rispetto di tutti. Non c'è niente da discutere e trattare, c'è una sola cosa da fare: stracciare il Green Pass, dicono i manifestanti. Lei diceva ha perso anche un familiare, ha perso anche un familiare. Una cugina, sì, ho perso una cugina ed è stata una grave perdita perché le volevo molto bene. E quindi sta gente qua che mette in discussione la protezione del virus non la capisco, proprio non la capisco.